Un libro può fare tante cose, anche trasformare un ragazzetto svogliato in un vorace lettore, anzi, in uno scrittore. Così è accaduto a William Goldman, che ora vuole regalare al figlio undicenne, pigro come era stato lui, il libro che ha segnato la sua infanzia, ma scopre che il libro è diverso. Il padre gli ha letto solo le parti più avvincenti, saltando quelle noiose, e allora decide di riscrivere il libro. In un medioevo fantastico, un perfido principe vuole sposare la bella lattaia. Lei però ama il suo garzone, che, ahimè, è partito per l'America e forse è morto, quando all'improvviso compaiono un gobbo astuto, un gigante ingenuo, uno spadaccino spagnolo e un misterioso uomo mascherato, forte e intelligente. E poi? E poi succede di tutto. rapimenti, Duelli, fughe. inseguimenti e assalti al castello. C'è anche una stanza delle torture, da cui proviene un grido disperato. E poi una pillola miracolosa e una nave pirata. Vincerà l'amore o la bella lattaia sposerà il perfido principe? Ma soprattutto, cosa vuole dirci l'autore quando scrive che... Nella realtà, la vita non è sempre giusta, è solo più decente della morte.